però con una precisazione personale. Per me Adriana Mazzarella è stata sempre la dottoressa Mazzarella e io sono sempre stato il signor Aleotti e ci siamo sempre dati del lei. Per me è difficile dire Adriana, perché per me è sempre la dottoressa Mazzarella, perché c'è stato un rapporto speciale, credo come con tutti gli altri pazienti. Non mi sono mai occupato di psicologia, io sono piuttosto fatto studi su cose concrete, e uso queste parole apposta. Ho insegnato nelle scuole e ho avuto fin da giovanissimo un rapporto intenso con l'editoria. Infatti l'avventura con la dottoressa Mazzarella è iniziata quando la mia analisi stava terminando. Dopo un paio d'anni si stavano diradando gli incontri e a un certo punto Diana mi ha mostrato la sua tesi. Lei sapeva moltissime cose di me, cioè sapeva il mio mestiere perché era venuto fuori molto di volte, e quindi mi chiese se si poteva fare qualcosa per questo libro. E da quel momento ho terminato il rapporto di paziente analista e ho iniziato il rapporto tra un autore, un'autrice e uno che si occupa di editing. Ho provato a vedere se questo libro, questa tesi, poteva essere pubblicata. Non sapevo di altri tentativi che erano stati fatti prima. E dissi che così come era non poteva essere pubblicata, a mio avviso. Cominciai così. E lei si fidava molto di me, evidentemente, perché continuò il rapporto con me. Cominciamo a lavorare insieme sul riscrivere il libro in modo tale che diventasse pubblicabile. Quindi dall'89 circa fino al 91 lavorando su questa cosa, mi passavo dei fogli che ho scritti in modo probabilmente fatti ricopiare da qualcuno, perché lei scriveva abitualmente a matita sui suoi fogli con la sua calligrafia molto chiara dopo un po', e io poi tornavo con questi dattilo scritti e indicavo tutti i punti che secondo me, da perfetto ignorante della psicologia analitica e anche da perfetto ignorante della Divina Commedia di Dante, perché dopo il classico non l'ho più guardata, erano solo cose tecniche che io proponevo, e però quando chiedevo spiegazione non su una parola ma su un concetto, era perché avevo bisogno di saperlo per poterle dire: guardi, questo non è chiaro per il lettore qualunque, perché lei vuole che questo libro possa essere letto da ognuno, da tutti. E quindi ci sono state delle discussioni, però si andava avanti. Io avevo lavorato con diversi editori per queste cose. Con Garzanti si era stabilito un rapporto speciale. E quindi riuscì a fare questa proposta, d'accordo con la dottoressa. Voi stampate il libro, lo distribuite, noi facciamo l'edizione. Il problema non era stampare, il problema era diffondere, a conoscere. E se non c'era dietro un editore serio, era come fare qualche cosa destinata a rimanere in cantina. Fare questo accordo con Garzanti era una scommessa, e ho visto che lei amava il rischio e diceva spesso da lei l'idea di nuovi rischi. Pensate all'edizione inglese, alla traduzione in inglese, alla traduzione in tedesco, alle proposte che riceveva per la traduzione in spagnolo e alle proposte che ha ricevuto per la traduzione in francese.
però non c'era mai editore. Abbiamo cercato degli editori, nonostante non ci fossero risposte, lei iniziava a fare le traduzioni. Questa era la sua capacità di guardare lontano e di sfidare anche il mondo, perché lei sull'arte aveva messo tutta se stessa, secondo me. Certe volte era triste, certe volte era sgomento, certe volte si arrabbiava, bene. Però alla fine prevaleva sempre, magari attraverso una telefonata, la Adriana Mazzarella che diceva ricominciamo. E ogni tanto ci si fermava. Dunque, arrivati al giugno del 91 esce il libro, stampate oltre 2000 copie. Garzanti lo distribuisce in tutta Italia. Tutto il resto fu voluto dalla mia piccola editrice, ma era la dottoressa Mazzarella che diventava in realtà. Quello era diventato il libro per lei. Quindi non è stato un affare, ma non è stata una perdita. Adesso ci sono solo due cose da dire. Lei non si rassegnava al fatto che questo Dante non fosse studiato, perché credo che molti l'abbiano ricevuto, molti l'abbiano letto, ma anche molti l'abbiano leggiucchiato e forse qualcuno non l'ha letto, perché non trovava risposte, non le venivano fatte delle domande sufficientemente chiare per farle capire che davvero avevano cercato di apprendere. Giuliano Mazzarella mi ha parlato anche del suo progetto, questo molti anni fa, di fare il libro sulle sabbie. Aveva fatto il caso di Bianca, che è stato pubblicato insieme ad altri da Franco Angeli, ed era un bellissimo caso. Ne aveva altri, almeno 5 o 6, e mi sembrava però troppo, perché lei diceva le illustrazioni sono una cosa fondamentale, e poi mi fece vedere i suoi quaderni. Ebbene, io credo che quei quaderni siano una ricchezza per chi voglia studiare la teoria delle sabbie, e sono molto contento che le figlie si siano impegnate a tenerli validi. È un libro con molte illustrazioni, un ciclo di immaginate 50 illustrazioni per caso, cioè magari le 50 bozzetti che aveva fatto lei. Sarebbe utile? Lei voleva farlo così. Non mi chieda di fare un libro con 10 pagine, non si capisce niente, non serve a niente. Dico, però se ha 80 foto forse è meglio ridurre 45-50, forse, vedremo. Quindi così era. Abbiamo strutturato un progetto, abbiamo immaginato, cominciato a lavorare su un caso, altre cose sono andate un po' avanti, però non è terminato. La dottoressa Mazzarella a un certo punto era stanca, mi diceva, sono pigra. Chiamate la pigra. Quando si alzava fatica dalla sua poltrona e diceva, no, lo prendo io quel libro. No, lo prendo io. No, volevo solo segnalarvi una pagina di questo libro, pagina 57, parla del principio femminile. Se è vero che, come afferma Jung, la grande opera d'arte è compensatoria dello spirito del tempo, possiamo anche chiederci cosa compensava Dante.
dello spirito del suo tempo, per campo femminile così. Poi lo spiega.